modo il PD riuscirà a dare un segnale forte di cambiamento? Sicuramente sì, lo abbiamo visto già in questa provincia quando in Comune di Udine e in Comune di Codroico siamo stati in grado di mettere insieme più forze, di allargare quello che è il bacino del centro-sinistra e conquistando così due amministrazioni importanti per questa provincia. Dovremmo farlo a maggior ragione l'anno prossimo, quando avremo 81 amministrazioni comunali chiamate al rinnovo, e questo sarà sicuramente il primo compito della nuova segreteria provinciale, che dall'ascolto dei territori e dal radicamento del partito e dal dialogo con le altre forze intende far partire un nuovo corso. Il partito che lei sogna? È un partito capace di interpretare quelle che sono le identità del nostro Friuli, che è capace di dare una visione di futuro che faccia innamorare della politica i giovani e non solo, tutti coloro che hanno a cuore il destino delle nostre comunità. E proprio parlare con i giovani è molto difficile adesso. Parlare con i giovani è sicuramente difficile, ma in questa provincia in realtà ci stiamo in parte già riuscendo, perché sono rinati i giovani democratici, siamo riusciti a ricostruire un gruppo che si sta impegnando molto sui territori anche in questo congresso, e quindi questa è una speranza su cui vogliamo investire, su cui vogliamo costruire. Quindi rimanere tutti uniti. Assolutamente sì, rimanere tutti uniti nella consapevolezza che non siamo autosufficienti e nella consapevolezza che c'è bisogno dell'esperienza e delle competenze di tutti per costruire un'idea di governo del territorio.